Rieccoci l'appuntamento del martedì, il sindaco risponde tutti i martedì dalle 19:30 alle 20:30. Questa sera non è potuto intervenire il sindaco per impegni istituzionali, però c'è il vice Andrea Michalizzi che ci sta spiegando davvero molto bene tutte le difficoltà, tutte le problematiche che una città come Padova ha e questa amministrazione cerca di risolverle. Ci siamo fermati prima, Andrea Michalizzi, su via Gattamelata. Salto un attimino, parliamo dopo, lo dico alla regia, per l'illuminazione a LED, perché lì ci sta il rifacimento in via Gattamelata tra la nuova ciclabile e la nuova rotatoria, laddove c'era un distributore dismesso per anni abbandonato. Via Manzoni? Via Manzoni, sì, mi hanno scritto via Gattamelata, diceva la pista ciclabile, e poi ci sono i lavori in corso nella rotatoria. Andiamo per ordine. Via Gattamelata, i lavori in corso nella strada bloccata per il tram, mi sembra, giusto? Di sotto... Allora, in via Gattamelata abbiamo il cantiere della ciclabile. La rotonda dell'ospedale, per capirci. E la rotonda dell'ospedale invece sì, lì sta lavorando non il comune, sta lavorando Reti Gas, perché stanno spostando le condotte del gas in funzione poi al passaggio del tram. Dove passa il tram sotto non possiamo avere sottoservizi, sia per un motivo di sicurezza dei sottoservizi, per le sollecitazioni che provoca il tram, sia perché bisogna spostarli, perché un giorno che devi intervenire a sistemare i sottoservizi non puoi bloccare. Quando termineranno più o meno? Allora, questi dovevano terminare a metà ottobre, quindi staranno volgendo al termine, ci hanno chiesto una settimana in più di lavoro e quindi insomma lì tra un po' andremo via, però sarà un autunno-inverno di lavori, lo voglio dire con grande sincerità, ma l'estate si sopporta anche meglio perché c'è meno traffico in giro, però questo sarà un autunno-inverno dove insomma quel punto lì si vedrà, insomma. Ecco, e adesso andiamo più avanti, andiamo via Manzoni, dove c'è quella rotatoria che vi dicevo prima, dove c'era il benzinaio, ci racconti un po' lì tutto quello che verrà fatto, dove c'è la porta di Pontecorvo, certo. Insomma. Guardi direttore, io sono contentissimo di quell'intervento perché facciamo più cose con un intervento solo. Intanto mettiamo in sicurezza quell'incrocio che era pericolosissimo. Vi ricordate, arrivando da Prato della Valle in via Manzoni c'era quella Y pericolosa sia per chi proseguiva verso via Gattamelata e gli altri che giravano per andare verso Pontecorvo. Era un incrocio terribile. La rotatoria regola e mette in sicurezza quell'incrocio con i suoi attraversamenti pedonali rialzati, il discorso anche che facevamo prima, insomma gli spazi per tutti, le strade più sicure. Il distributore invece è stato eliminato e questa è un'altra parte, diciamo, di quell'intervento, la sicurezza stradale ma anche il decoro, la bellezza, perché insomma siamo lungo le mura, siamo vicino Pontecorvo, siamo su un punto della città molto bello. Quel distributore era veramente un monumento all'abbandono. Siamo riusciti finalmente a venirne a capo con la proprietà, abbiamo effettuato la bonifica e lì organizzeremo un parcheggio con le sue aiuole verdi, gli alberi, quindi un parcheggio che avrà, in modo tale che spostiamo il parcheggio che oggi si svolge lungo la mura, lungo il marciapiede, perché se insomma abbiamo capito, sì, abbiamo capito sì. Lo spazio, insomma lo spostiamo anche perché è un bel parcheggio, perché non si trova mai spazio lì. All'altra parte, esattamente, all'altra parte della strada, in modo tale che di lì può essere più funzionale e dall'altra parte allarghiamo un po' il marciapiede, quindi rendiamo più comodo, più sicuro, più confortevole la passeggiata lì, che anche lungo le mura e le macchine e in qualche modo occultavano la vista di quello che è il nostro monumento più grande. Senti, andiamo nella porta di Pontecorvo, lì adesso c'è l'andata e ritorno dove prima c'era un senso unico, giusto? Lì rimarrà così? Sì, perché poi i pedoni e le bici potranno passare dall'altra parte della porta, quella che non sarà più interessata alla viabilità. Oggi me ne rendo conto, io ci passo tutti i giorni perché arrivando da casa, abito a Volta Barozzo, per arrivare in centro passo per Pontecorvo. Col cantiere è tutto un po' disordinato e si percepiscono meno gli spazi, però l'idea è quella di portare la viabilità su un lato, in modo tale che più avanti, abbiamo già finanziato anche il progetto, potremo allargare la parte
anche oltre la porta, quindi dalla porta Pontecorvo fino al ponte Pontecorvo, quella passeggiata che di fatto è l'ingresso al centro storico da quel lato della città che ti conduce in via San Francesco. Quando termineranno i lavori lì? Allora, ora stiamo facendo la prima parte e anche qui entro fine anno noi lì andiamo via e liberiamo quello spazio. Tra l'altro aver spostato la viabilità in quel modo consentirà in un futuro alla città, oggi non abbiamo le condizioni di fare questo investimento, ma di recuperare anche il ponte che c'è sotto la porta. Non so se con uno scavo o con in qualche modo un segno che farà vedere che sotto c'è il ponte. Era un ponte a 4 arcate, un ponte come dire bellissimo, oggi ci sono solo le fondamenta, però quel segno oggi come dire, è più, può essere reso visibile in un futuro con questa sistemazione. L'intervento invece sulla piazza Pontecorvo è successivo, è già finanziato, ma siamo alla progettazione preliminare, quindi io penso che lì i lavori inizieranno tra un anno, ma dobbiamo ancora anche concertare con la popolazione. Quindi rimarranno tutte le pietre? No, noi andremo via tra poco. Da là, e quindi la viabilità funzionerà. No, oltre alla viabilità vedremo in New Jersey, cosa vedremo che delimiteranno? No, toglieremo tutto. E quindi si potrà entrare a Pontecorvo, in piazza Pontecorvo, con quella manovra che oggi è diversa e avere il viale Pontecorvo esattamente come lo abbiamo adesso, semplicemente dall'altro lato, il lato anche di accesso. Ma se è già finanziata, perché non si può terminare subito, Michalizzi? Perché guardi, mi piacerebbe davvero che le leggi di questo Paese ci consentissero di fare opere in modo più veloce. Sa quanto tempo passa da quando io ho il finanziamento che metto a bilancio alla prima ruspa? Di solito passa un anno, almeno, perché io devo mettere la risorsa al bilancio. Appena ho la risorsa al bilancio parto con la progettazione. Ho capito, la burocrazia italiana, via, mettiamola così. Poi le gare per individuare le ditte. È chiarissimo. Ho una telefonata, sentiamola. Pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Buonasera, sono il signor Persano Luigi. Da dove chiama Luigi? Chiamo dal quartiere Portello praticamente. Prego signor Luigi. Se si allontana Luigi, se si allontana dal televisore o abbassa il televisore, non sentiamo il rumore, quel fischio di sottofondo, grazie. Ci sono dei grossi Tolga, mi dicono dalla regia di togliere anche il viva voce. Ma non sento più niente io. Ecco, così adesso la sentiamo meglio, porti pazienza. Bene. Allora, ci sono grossi problemi di pulizia in via Valeri, in via Trieste, in via Gli Appelli, in via Vesaglio, in via Mattolo, in via Tommaseo. Problemi che vanno avanti da mesi e nessuno fa niente. Vabbè, la risposta è stata chiara. Altre quesiti da porre, Luigi? Ci sono sempre nel quartiere problemi di droga. Io ho capito di polizia, di... Polizia o pulizia? Polizia dalla droga, dalla droga, giusto? No, dalla droga è uno, ma prima parlavo di pulizia per terra. Pulizia delle strade, certo. Capoloni, c'è di tutto. Pulizia nel senso di pulizia. Gli appelli c'è un disastro, se uno passa prende paura. E siamo a 100 metri dal centro di San Gaetano, cioè a 200 dalla cappella degli Scrovegli. Stesso riguarda via Valeri. È stato chiaro, Luigi, è stato chiaro. Io credo che il vice sindaco abbia capito benissimo la sua richiesta e credo che vista la locazione sia il caso. Nei interventi di via Valeri ho avuto per caso l'occasione di passare la settimana scorsa, che ci sono delle aiole. Altro che città Urbus in pixta ma di cacca. Ci sono almeno 7, 8, 10 escrementi che sono di quelli che sono nella zona che sono maleducati. Praticamente. È stato chiaro, Luigi, è stato chiaro. È stato chiarissimo, grazie alla telefonata. Credo che sia una telefonata da verificare subito perché è una zona centrale, quella Michalizzi. E voglio ringraziare molto il signor Luigi per la segnalazione. Guardate che
io cerco di utilizzare più tempo possibile anche nell'ascolto, nelle segnalazioni. Alle volte anche magari un cittadino giustamente si lamenta, però bisogna però capire. al di là che una città deve essere pulita dappertutto, però quella zona che è proprio vicino in Via Valeria abbiamo un problema serio, perché lì siamo, come dire, in zona stazione, stiamo affrontando un tema sociale molto scottante, anche con i miei colleghi, di presenza di tante persone che sono senza tetto, senza dimora. Hanno trovato nella zona della piazza Gasparotto, come dire, un rifugio, come dire, un luogo. Poi insieme a queste si mescolano anche presenze che sono presenze invece che sono più adite a attività illecite, quindi è una situazione un po' difficile. C'è una situazione molto difficile, quindi ha ragione. Bisogna darci un'occhiata, insomma. Lì, alle volte anche per APS in quel caso, però stiamo parlando di un caso limite, mentre gli altri che aveva citato sono situazioni, come dire, in cui bisogna che siamo più tempestivi, anche più efficaci, insomma, nell'azione. Io maleducatamente interrompo perché c'è telefonata, ho certo, tre quarti domande da farle. Ho già capito che ma io torno anche domani se vuole. Guardando il tempo non riuscirò. Sentiamo la telefonata. Pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Pronto, parla Rizzo Luciano. Da dove chiama Luciano? Da via Pietro Candiano, zona di Volta Barosso. Prego. Sì, volevo segnalare il sottopasso della tangenziale, una laterale di Via del Cristo. È sempre, esce sempre acqua da sottosuolo. Se uno passa a piedi, mi scusi, ma anche in questo periodo di siccità c'è l'acqua sempre l'acqua esce sempre dal sottosuolo. È sempre una pozzanghera continua. Se uno passa a piedi. Si può fare nulla, Micarizzini? È difficile perché conosco bene, tra l'altro il recente fatto un intervento di sistemazione e pulizia della vegetazione. Saluto il telespettatore, altre domande da fare? Grazie. No, ok. Grazie, adesso le risponderà il vice sindaco. Lo ringrazio, tra l'altro è un mio vicino di casa, abito anch'io in quel quartiere. E alle volte sono proprio dei problemi costruttivi. Cioè il sottopasso che viene realizzato e non tiene conto magari della presenza di acqua nel sottosuolo, e quindi poi dopo magari un certo periodo che viene realizzato comincia ad affiorare. Si può sistemare, in parole povere, o no? Dipende sempre dalle situazioni, però è molto difficile, va più gestito alle volte. Si può gestire la domanda. Il problema più che altro d'inverno diventa pericoloso, perché se ghiaccia in un sottopasso. Rimarrà tutta la vita così? Questa è la domanda che le faccio. Perché se c'è presenza di acqua da sotto, perché magari c'è una vena del canale di acqua, e il sottopasso, se non è stato all'epoca, non so di che periodo sia, tenuto conto, avremo sempre dello sversamento di acqua che confluirà sul sottopasso. E non si può fare qualcosa, chiudere magari il sottopasso? In alcune situazioni ho visto che siamo riusciti ad intervenire e sistemare, altri sono proprio difetti cronici, strutturali. Approfondirò magari quella situazione. Vado in pubblicità, poi abbiamo l'ultima parte con moltissime domande che non riuscirò a fare al vice sindaco Micalizzi. Rimanete con noi a tra poco.